Un'emozione forte perché è una mostra territoriale che coinvolge 13 enti locali, 13 comuni, da Castelfranco Veneto a San Zenone, Asolo, Cartigliano, insomma 2 province. Era emozionato oggi il presidente Marcon riaprendo la sala consigliare del Sant'Artemio alle iniziative territoriali, come l'esposizione dei dipinti di Noè Bordignon programmata dal 18 settembre al 16 gennaio. Emozionato anche come sindaco della città che ha visto nascere uno degli artisti trevigiani e veneti tra fine 800 e inizi 900 che ha lasciato il segno nei nostri territori. Tante le opere presenti sia in collezioni private che nei musei, ma anche in tante chiese tra la Marca e il Bassanese. Perché proprio Noè Bordignon e non, ad esempio, abbiamo sentito Kandinsky o altre iniziative, magari gli impressionisti che qui vanno sempre di moda? Perché Noè Bordignon è un personaggio nostro che ha valorizzato l'identità del territorio veneto, della provincia di Treviso, e quindi lo vedevamo come figura ideale di connessione dei vari comuni e del territorio stesso. Ecco allora, con le esposizioni previste a Castelfranco e San Zenone, dove Bordignon morì nel 1920, anche 3 itinerari turistici. Con i vari riconoscimenti che ci sono stati, prima con l'UNESCO per quanto riguarda la zona di Valdobbiadene, ma adesso che stiamo attendendo anche la promozione, diciamo così, per quanto riguarda la biosfera, il MAB UNESCO dei nostri territori, del territorio del Grappa, è bello proprio perché si riesce a ripartire anche grazie a questo, valorizzando davvero il nostro turismo. Un modo per raccontare arte e storia anche ai nostri giovani. Andremo ad interessare tutti gli istituti della Regione del Veneto, proponendo loro delle visite guidate, dei laboratori e anche una partecipazione quindi attiva alla mostra di Noè Bordignon. Una ripartenza per tutti, anche per chi sostiene queste iniziative. Manteniamo fermo questo legame col territorio, approfittando di una iniziativa di area vasta e di grandissima profondità. Io invito tutti coloro che potranno di andare a visitare questa mostra. Noè Bordignon sarà una scoperta per molti.